scena, primo atto di Natale in casa Cupiello, Edoardo Ventimiglia. Ti faccio pure un caffè, andiamo. Sono tre nove. Buffa. Non c'è. Ho freddo fuori. Hai voglia, in gela. Io me ne sono accorto stanotte. Mi sono messo due maglie lana. Non potevo pigliare Calimba. Non c'è. Dove sta il caffè? Sta in coppa con un letto lì. Non c'è. Fa freddo fuori. Lucarie, tanti di cassi, fa freddo, fa freddo. È il mese suo. Lo deve fare. Quest'anno il Natale si è presentato come Dio comanda. Si è presentato con... Si è presentato con tutti i sentimenti. Mamma mia, c'è? Ti sei immortalata! Di che bella schifezza di caffè che fai! Vedi stare qui! Non ti facevo la cioccolata? Non poco lascio, ma sempre un caffè. Lucarie, sei stato spiritoso stamattina? Non c'è, tu non ti devi prendere collera. Tu sei una brava donna di casa, sai fare la pasta e fagioli, la pasta e pusiello. Oh, la frittata di cipolle. Tu sei la reginetta della frittata di cipolle. Ma oh, caffè non è cosa per te. Allora andò via! Che c'è? Fa freddo fuori. Lucarie, nada rosa, tanti di cassi, fa freddo, fa freddo, fa freddo. Che c'è? Anche da aver strato una mazzata a capo. Ma come sei diventata aspra? Bastava dirlo. Mica c'era bisogno di fare sta tarantella in metà stanza.
Quest'anno il Natale si è presentato Come comanda Dio. Eppure questo già l'hai detto. No, questo non l'ho detto. E vabbè, sempre se l'ha già detto, che male ci sta? Cos'è? Come se la sta? Chi te l'ha toccata? Quest'anno faccio il più bel presepio di tutti gli altri anni. Cos'è? Quello le squagliate, Lucarietto, io mi sono alzata. Non le squagliate. Vabbè, andiamo a scaffare la colla. Ecco qua, facciamo la colla al signor Luca Cupiello. Oggi si mangia colla, E uno, e due, e tre. La casa è gelata. E ciù! A così si piglia una catarra. Tommasino! Su di sono le 9:15. Tommasino! Io l'ho dato io, a che sono già scrivo a letto. Andiamo belli, Immaginate l'acqua. Tommasino. Che suo fatto? Susiti, Se non me la portate nel letto, non mi soso. No, tu sosi. Se no ti faccio a cuccare all'ospedale. Ecco qua, abbiamo scaffato la colla. Mamma mia, che fieda. Io non ho capito come passare sul tempo. Non ha del tempo che se ne vanno. Poi non viene neanche bene. Vabbè, ma tu fai il giovane moderno che non ti piace il presepe. Ma quella è una cosa commovente. Come fai a dire che non ti piace? No, è che a me quello non mi piace proprio. Caccia fai, non mi piace e basta. Su, se ne capito? A zuppola te la vai a prendere in cucina perché non c'è servitori. Su, signore, la mamma deve fare un bello zuppone, cazzo. Se ci porta zuppola l'indoletto. Quando è bene Dio. Poi porta coppa bacia a tutti e due. E Pascalino si è alzato? Sì, tuo fratello si è sussuto. Sono poche da friggere che è tenuto. È stata una settimana cuccata. Ha detto che esce e che va a prendere un poco d'aria. E sapete se si veste? Se si mette il cappotto? Ma perché? Che è stata? Gesù, certo che si veste. Che fai? Esce a nulla? Ma no, io lo dicevo per lui. Forse è meglio che non esce. Va a finire che piglia la ricaduta. È permesso? Poi atrás, come stai? Buongiorno, donna Concetta. Buongiorno, Lucare. Sto meglio, grazie. Ascolta, ma senti a me, vatti a fare una bella camminata via Caracciolo, così prende un po' d'aria. Sì, ho pensato di fare una passeggiata al bancolotto, ma stamattina non ho trovato le scarpe sotto al letto. Donna Concetta, per caso le avete viste? E chiede domanda a me. Cercate bene che là stanno. Domandatelo a nonnillo. Esso sicuramente sa
cosa?